Sono stati in tanti ieri i giovani presenti in piazza Cavour che si sono scatenati ballando sotto il palco accompagnati dalle note dei Cubeta prima e di Lello Nalfino poi. Nel programma del Mandorlo in Fiore spazio anche alla World Music Sicilia, con 2 artisti di buon livello, i Cubeta prima che hanno suonato il meglio del loro repertorio siciliano, facendo saltare e ballare i tanti spettatori presenti, molte anche le famiglie che con i bimbi piccoli e passeggini al seguito hanno voluto assistere al concerto. Poi è stata la volta di Lello Nalfino che, accompagnato sempre dalla band dei Cubeta, ha entusiasmato il pubblico con le sue gag, con le sue battute, i suoi inviti ai presenti a lasciare la gratinata dove erano seduti e scendere sotto palco a ballare. Invito subito raccolto, in particolare quando Lello ha cantato i suoi 2 pezzi forti, come Coccio d'Amuri, che tanto successo ha avuto come colonna sonora nello scorso film di Ficarra e Picone, Andiamo a quel paese, e la intramontabile 9200 Agrigento. Sentiamolo in questa intervista dal tono un po' scherzoso che ci ha rilasciato prima dell'esibizione. Saga del Mandorlo in Fiore 2017, non poteva mancare Lello Nalfino. No, perché non poteva mancare? Chi era il contratto? Tanto si cade. No, è un grande onore, un privilegio. Voglio ringraziare ancora l'Ente Parco per aver organizzato tutta questa kermesse che è meravigliosa. Sono veramente felice di poter rappresentare Agrigento ad Agrigento, come sempre, come quando mi accade quando vengo col gruppo con i miei ragazzi. In questo caso sono qui con i Cubeta, hanno inventato questa splendida commistione tra me e loro. Tra l'altro è bella rodata perché siamo stati in giro per tanto tempo con i Cubeta gli altri anni e quest'anno ritorniamo a fare delle cose insieme. La cosa più bella è che lo start-up di questa avventura parte da Agrigento. Sono assolutamente felice, sono felice di festeggiare la Sagra del Mandorlo in Fiore, che vedo che è davvero riuscita, è una cosa meravigliosa questa. È bello che la Sagra ritorni veramente agli agrigentini, è una cosa molto positiva e sono assolutamente felice di condividere con tutti gli agrigentini un po' di musica insieme ai miei amici Cubeta. Se beni immateriali, ci sono i tamburinari dei dirigenti, potresti esserci anche tu. È bellissimo, quindi hanno coinvolto, vorreste i tamburinari che non li hanno chiamati? No, i tamburinari sono già beni immateriali. Benissimo. Chissà dico anche Lello Nalfino. Beh sì, ma credo di sì, io sono un bene che appartiene alla città di Agrigento, questo sì, sono orgoglioso di essere Quindi questo. dell'umanità. Sì, anche, perché Agrigento è un bene dell'umanità, ok, sì. Quindi, a parte lo scherzo, ecco, cosa farai nel futuro? C'è programmi musicali? Guarda, c'è in programma di andare in giro con i Tinturia, sto scrivendo il disco nuovo, sto facendo le musiche per un film e ho avuto sempre al solito il grande privilegio di poter essere nel film di Ficarra e Picone come coordinatore artistico di alcune musiche del film e non solo, come il pezzo iniziale che hanno deciso di mettere 9200, quindi Ficarra e Picone si dimostrano ancora innamorati di Agrigento, innamorati di Tinturia e assolutamente miei straordinari amici. Dopo Nicuzza? Dopo di Coccio d'Amuri. Nicuzza che è stato comunque, che è sempre, anche Nicuzza è bene dell'umanità. Il maestro Finestrella ha regalato a noi una grande serenata alla quale mi sono ispirato io per poi scrivere la mia, che è stata parte del film Andiamo a quel paese, il precedente film di Ficarra e Picone, ma anche quest'anno loro hanno voluto che io fossi dentro con loro. Cosa ci fai sentire stasera di particolare? Beh, dei pezzi che ho scritto insieme a Peppe Cubeta e dei pezzi anche miei, faremo 9200, faremo Coccio d'Amuri, faremo Degenerazione, che è un pezzo che ho scritto tanti anni fa, al quale ha partecipato anche Peppe Cubeta. Auguri. Grazie di cuore, grazie. Il mio popolo è fatto di gente che non è costante e che sta imparando.